Ciao ragazze e ragazzi, parliamo del Grande Fratello VIP, puntatona condotta da Alfonso Signorini. In particolare parliamo di Licia Nunez, che stasera è entrata nella casa più famosa d'Italia. Lei ha 40 anni, ha iniziato la sua carriera nel campo della moda, partecipa anche alla soap Vivere e poi a Ballando con le Stelle, ma raggiunge la vera popolarità con la fiction Le tre rose di Eva. Ha avuto una relazione di 7 anni con Imma Battaglia e alla domanda "allora ti piacciono le donne?" lei risponde "mi sono innamorata della persona". La sua storia con Imma Battaglia è terminata per il tradimento da parte di Imma con Eva Grimaldi, l'attuale compagna, anzi moglie, visto che sono convolate a nozze. Ammette di non essere facile dopo 7 anni vedere la persona che hai amato con un'altra. L'amore resta ma si trasforma. Da circa 2 anni ha una nuova compagna e si chiama Barbara e la sta sostenendo tanto in questa nuova esperienza. È consapevole che la sua storia attuale con una donna possa creare dei pregiudizi, ma poi aggiunge un bel chi se ne frega. Con questa frase conquista i complimenti di Alfonso Signorini, che apprezza anche quello che ha detto riguardo l'amore. L'amore resta e sono gli amori veri che non se ne vanno mai. Sei un valore aggiunto alla nostra casa ed è proprio con questa frase che Alfonso applaude Licia Nunez. Esprimete pure il vostro pensiero. Commentate. Io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye! Bye.